Un serio guasto della rete mobile Wind sta determinando a Siculiana da giorni un'interruzione del servizio stesso con un notevole disagio nei confronti della collettività, sia da un punto di vista sociale che economico, nonché anche di sicurezza urbana. È il contenuto di un reclamo del sindaco Giuseppe Zambito, che in una nota sottolinea come si sia atteso che la linea venisse ripristinata in un tempo congruo, cercando di comprendere le difficoltà e tuttavia, nessun ripristino è stato effettuato dalla compagnia in indirizzo, perdurando così la situazione di disservizio divenuta incomprensibile e insostenibile. Numerose, continua il sindaco Zambito, sono le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini che vivono con disagio tale situazione. In particolare, le persone che si trovano in situazioni di fragilità sociale sono impossibilitate a richiedere tempestivamente l'intervento dei soccorsi in caso di emergenze, rischiando così di compromettere la loro incolumità. Inoltre, evidenzia Zambito, occorre considerare anche i disagi di carattere economico di tutti gli esercenti le attività commerciali e imprenditoriali. Infatti, considerato il periodo che vede una notevole affluenza di turisti e visitatori all'interno del paese di Siculiana a prevalente vocazione turistica, l'interruzione del servizio da circa una settimana determina non solo un danno all'immagine del paese, ma al contempo lo reca altresì a tutti gli operatori economici ivi inclusi quelli del settore turistico, a maggior ragione che l'unica rete mobile che opera presso il borgo marinaro di Siculiana Marina è proprio quella della Wind. Ancora, la mancata tempestiva riparazione del guasto e la perseverante interruzione del servizio di emergenza costituiscono un grave vulnus per la sicurezza pubblica e una violazione degli obblighi di servizio di Wind Italia. A ciò si aggiunga che l'interruzione del servizio di rete mobile compromette il corretto funzionamento degli impianti di videosorveglianza che insistono sul territorio comunale, poiché essendo detti impianti collegati proprio alla rete telefonica di Wind Italia, risulta inevitabilmente pregiudicata la sicurezza urbana del comune di Siculiana. Pertanto, il sindaco Zambito chiede a Wind Italia di provvedere al rispristino immediato della rete di telefonia, comunicando altresì il piano di interventi e i tempi certi per il ripristino della rete. Il comune di Siculiana, conclude, si riserva di adottare idonei ed adeguati provvedimenti in difesa degli interessi della comunità di riferimento e con riserva di ogni diritto, ragione ed azione.